Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi per il nostro consueto appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana e a quello che succede all'interno dell'amministrazione Trump. Sono momenti questi dal punto di vista geopolitico ed economico particolarmente di fibrillazione sotto molti aspetti. Pensiamo alla guerra dei dazi con la Cina, pensiamo al nuovo fronte di scontro aperto dall'amministrazione Trump sulla questione Huawei, che di fatto viene in qualche modo ad essere ricondotto sempre nel più generale quadro del duello proprio con Pechino, un quadro che sta assumendo ormai sempre di più i contorni, i connotati di uno scontro a tutto campo che va al di là in qualche modo della sola sfera commerciale. Ciò detto, oggi però ci occuperemo di una questione che sta avendo non poca eco anche in Europa e che negli Stati Uniti ha riacceso in questi giorni un dibattito annoso, un dibattito polarizzante, un dibattito caratterizzato non da oggi ma da decenni per l'appunto da scontri di carattere politico, ideologico, religioso. Stiamo ovviamente parlando della questione dell'aborto e di quello che è accaduto, sta accadendo di fatto in Alabama, stato meridionale degli Stati Uniti, stato come sapete insomma dai sentimenti profondamente conservatori, uno stato sì repubblicano in un certo qual modo, sicuramente lo è da ormai svariati decenni. Pensate che in Alabama l'ultima volta che hanno votato alle presidenziali per un candidato democratico fu il 1976, fu Jimmy Carter che era appunto governatore della Georgia.
Per cui, insomma, parliamo di uno Stato che ha una forte connotazione dal punto di vista storico-culturale, caratterizzato appunto da sentimenti conservatori. Ebbene, il Senato dell'Alabama qualche giorno fa, ne hanno parlato tutti i telegiornali, ha varato una legge tra l'altro a maggioranza schiacciante, 25 contro 6, qui una legge a maggioranza schiacciante che di fatto vieta la pratica abortiva in quasi tutti i casi, in quasi tutte le fattispecie, prevedendo anche pene particolarmente severe nei confronti dei medici che appunto lo vadano in qualche modo a praticare. Quindi l'unico caso in cui questa legge dell'Alabama in un certo qual modo approva, mantiene lecita la pratica abortiva riguarda il pericolo per la vita della donna. Non sono più neanche leciti gli aborti per quel che riguarda appunto i casi di incesto o di stupro. Questa legge, ripeto, statale, perché riguarda solo l'Alabama, ha suscitato un vero e proprio putiferio in tutti gli Stati Uniti. È un tema, questo lo sapete, molto sentito oltreoceano, che ha delle profondissime ripercussioni politiche, forse ancor più di quelle che questo tema ha da noi in Europa. E non a caso questa legge è entrata, come si suol dire, subito a gamba tesa nella campagna elettorale per le presidenziali che si terranno nel 2020, perché pressoché tutti i candidati alla nomination del Partito Democratico si sono duramente espressi contro, e quindi è ovvio che si sta in qualche modo ricreando un po' la polarizzazione destra-sinistra, Partito Repubblicano, Partito Democratico, chi è pro aborto e chi è contro aborto. In realtà questa sera cercheremo di analizzare più nel dettaglio la situazione, vedendo che ecco, questa polarizzazione di scontro è molto più mediatica che altro. Sicuramente ci sono delle divergenze politiche anche molto forti, ma si tratta di una situazione, diciamo, un po' più complessa, se vogliamo, di quella che spesso viene dipinta appunto in maniera talvolta un po' approssimativa da telegiornali e da alcuni organi di stampa. Ieri sera, mercoledì, la governatrice dello Stato dell'Alabama, Kay Ivey, che è repubblicana, anche lei antiabortista, ha firmato la legge che appunto doveva avere l'approvazione definitiva della governatrice. La governatrice, tra l'altro, ha dichiarato il suo sostegno, il suo appoggio a livello proprio politico a questo provvedimento, a questa stessa iniziativa legislativa, però come riportano oggi vari organi di stampa, ma basta leggere appunto il comunicato stampa, a un certo punto la governatrice dice: sì, appoggio questa legge, ve la firmo, ma questa norma rischia di essere inapplicabile. Dice rischia di essere inapplicabile. E quindi per quale motivo questa legge rischierebbe di essere inapplicabile da un punto di vista tecnico, senza entrare nella questione che sia giusta o se sia appunto sbagliata? Perché, ecco, secondo il parere tecnico dei legali stessi della governatrice e non solo, questa legge rischia di andare contro, di cozzare da un punto di vista, ripeto, evidentemente giuridico, con la famosa sentenza della Corte Suprema, la cosiddetta Roe vs. Wade del 1973, che è appunto quella sentenza che di fatto rese lecito l'aborto all'epoca negli Stati Uniti. Una sentenza che nel 73 venne approvata, appunto, emessa dalla Corte Suprema anche a maggioranza schiacciante, 7 giudici contro 2. Quella sentenza fece storia perché nella
diciamo, nella stessa storia politica americana rappresenta, se vogliamo, uno spartiacque fondamentale. Il mondo politico americano dopo quella sentenza non è stato più lo stesso, e spesso e volentieri due partiti, ma non solo i due partiti in quanto tali, il repubblicano e il democratico, ma anche le correnti interne a questi due partiti, soprattutto oserei dire le correnti interne a questi due partiti, si sono spesso e volentieri organizzate anche, non solo rispetto alla posizione mantenuta nei confronti di questa sentenza, che appunto ha sempre suscitato un forte scalpore. Quindi, per capire la problematica anche attuale dell'aborto in America, il dibattito che si sta tenendo in queste stesse ore sulla legge dell'Alabama, bisogna appunto risalire a quella sentenza, una sentenza che nasce da un problema. Ci si chiedeva nel 1973 se il diritto all'aborto la donna lo potesse avere anche in assenza di diritti di salute oppure dei diritti del feto, insomma, se in qualche modo se la donna avesse avuto dei problemi non avesse avuto dei problemi di salute, costei poteva o non poteva abortire. Questo era il grande tema, perché ricordiamoci che prima della sentenza Roe versus Wade la questione dell'aborto era disciplinata a livello dei singoli stati, non c'era una regola che valesse per tutta la federazione, e quindi ciascuno stato in maniera autonoma, in maniera indipendente, aveva la propria legislazione di riferimento. Quindi c'erano stati, la maggioranza, circa una trentina, che vietavano completamente l'aborto in ogni caso, in altri invece l'aborto era lecito ma a determinate condizioni. Insomma, ogni stato faceva un po' quello che gli pareva. Con questa sentenza no, perché questa sentenza quando viene emessa si appella al 14° emendamento della Costituzione americana, che è l'emendamento in un certo qual senso che fonda quello che noi chiamiamo il diritto alla privacy, e proprio al diritto alla privacy la Corte Suprema americana si rifece, facendo dell'aborto una questione di come dire, di contrasto ad una vera o presunta invadenza dello Stato, del potere statale, del potere governativo nella sfera individuale. Quindi l'argomento di base era questo: l'aborto doveva essere considerato, secondo la Roe versus Wade, lecito perché è diritto dell'intimità della persona. E questa sentenza stabilì due principi. L'aborto poteva essere lecito fino a quando il feto non fosse diventato in grado di sopravvivere fuori dall'utero materno, quindi intorno, dicevano, ai 7 mesi o giù di lì, e dall'altra parte l'aborto veniva sempre riconosciuto in caso di pericolo per la salute della donna, indipendentemente appunto dallo sviluppo del feto. Quindi questi sono i due principi che la Roe versus Wade sancì. Ovviamente all'epoca, ripeto, siamo nel lontano 1973, i gruppi cosiddetti pro-choice in America, cioè favorevoli alla scelta, a cui si contrappongono i pro-life, che sono quelli favorevoli invece alla vita, i gruppi pro-choice brindarono affermando che si trattasse appunto di una grande vittoria, ma poi questi stessi gruppi, almeno le frange diciamo più motivate, più ideologiche, iniziarono quasi da subito a considerare la Roe versus Wade quasi una, come dire, un momento, una fase da superare per rendere l'aborto ancora più libero senza dei paletti effettivi. E come dicevo, questa sentenza ha spaccato la politica americana e continua a spaccarla ancora oggi, e ha costretto poi, volenti o nolenti, tutti i vari presidenti da allora ad oggi a prendere una posizione abbastanza netta, se così possiamo dire. Pensate all'epoca
nel 73 era alla Casa Bianca Richard Nixon. Nixon aveva appena, diciamo, quello era il primo anno del secondo mandato. Nixon presidente repubblicano, che in realtà sull'aborto non è che, diciamo, avesse una posizione troppo in linea con le ali più conservatrici del partito. In realtà Nixon sotto alcuni aspetti l'aborto, diciamo, privatamente lo ammetteva anche, come poi emerse dalle registrazioni di Nixon durante il caso Watergate, ma era una posizione che lui teneva in privato. Mentre tendenzialmente tutti i vari presidenti democratici da allora ad oggi, cioè Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama, tendenzialmente hanno sempre sostenuto in modo anche piuttosto attivo la Roe versus Wade. Il tema è che poi però ovviamente in un certo qual senso c'è stato anche un tentativo di contrastare questa sentenza e cercare anche, se vogliamo, di smantellarla. Il primo presidente americano che si impuntò sulla questione in modo molto forte, vigoroso e attivo fu Ronald Reagan. Reagan era per gli anni '80 un presidente piuttosto particolare, perché Reagan, come più volte anche abbiamo avuto modo di sottolineare in questa trasmissione, uno degli zoccoli duri elettorali su cui Reagan poté contare per vincere le elezioni del 1980 e poi quelle del 1984 fu il mondo evangelico protestante, quelle chiese evangeliche che a partire dalla fine degli anni 70 avevano iniziato ad organizzarsi anche politicamente per avere una maggiore voce in capitolo nel quadro dell'agone politico statunitense. Quelle chiese che si erano appunto federate e tra la fine degli anni 70, ma soprattutto nei primi anni 80, erano poi entrate in modo particolarmente massiccio nello stesso partito repubblicano. E quindi Reagan nei suoi programmi diede molto attenzione a queste quote elettorali su tutta una serie di provvedimenti, per esempio, non so, la lotta alla pornografia fu uno dei cavalli di battaglia del reaganismo. Reagan addirittura inserì la lotta alla pornografia come punto fondamentale a livello programmatico nella platform, cioè nel programma elettorale del 1984 per la rielezione. Insieme alla lotta contro la pornografia c'era anche il contrasto all'aborto e nella fattispecie il contrasto alla Roe versus Wade, che divenne in qualche modo un po' il leitmotiv, se vogliamo, del reaganismo in termini di tematiche eticamente sensibili. E Reagan fece veramente di tutto per riuscire a smantellare quella sentenza, e si mosse fondamentalmente in due modi: da una parte ricorrendo alla sua diretta autorità, cioè la possibilità che il presidente ha di emettere dei decreti, i cosiddetti ordini esecutivi o anche dei regolamenti che danno disposizioni, cioè non hanno forza di legge perché le leggi le fa il Congresso, ma gli ordini esecutivi sono appunto decreti che danno delle disposizioni in grado di orientare, come dire, dirigere, dare delle linee di orientamento ai dipartimenti, cioè ai ministeri, ai sottosegretari, oppure anche alle agenzie governative che dai ministeri in qualche modo dipendono. Quindi, per farvi un esempio, l'ordine esecutivo non può abrogare, mutare una legge, ma può intervenire sulla sua applicazione, può dire al dipartimento di attinenza, dire: guarda, la legge non si può toccare, però puoi intenderla in un modo più o meno restrittivo, più o meno lasco e così via. E quindi Reagan si orientò su questa via, per cui emanò nel 1988
adottò durante l'ultimo anno dell'ultimo mandato, emanò una serie di regolamenti che di fatto vietavano ai programmi di pianificazione familiare che erano assistiti dal governo federale stesso, vietò che questi fornissero consigli, pareri sull'aborto che indirizzassero le donne verso quei centri, quegli istituti, quelle realtà in cui appunto l'aborto si praticava. Ma al di là dei regolamenti e degli ordini esecutivi, le azioni più incisive Reagan cercò di farle sulla Corte Suprema, perché alla fine, come avremo modo di vedere nel proseguo della trasmissione, il grande tema dell'aborto è lì veramente che si gioca più che al Congresso. E quindi Reagan nominò tutta una serie di giudici, si dice appunto di orientamento più o meno conservatore, giudici che, anche se poi in realtà, permettetemi una parentesi, e se avremo tempo magari analizzeremo la questione, questa storia dei giudici liberali e conservatori in America è un po', come dire, una semplificazione, perché la questione della Corte Suprema è più complessa di come spesso viene dipinta in una battaglia di destra contro sinistra, che c'è sicuramente, ma non si ferma a questo. Comunque, per ora rimaniamo su questo tipo di interpretazione. Reagan appunto nominò tutta una serie di giudici alla Corte Suprema che fondamentalmente erano anti-abortisti. Ricorderete ad esempio il giudice Antonin Scalia, scomparso qualche anno fa, nel 2000, era il febbraio del 2016. Scalia è sempre stato considerato un campione del conservatorismo americano sotto svariate questioni, non ultima appunto la sua strenua opposizione nei confronti dell'aborto. Altri presidenti repubblicani poi si sono occupati della questione, fondamentalmente i due Bush, padre e figlio. In realtà i Bush sulla questione non è che sono mai stati troppo, si sono mai troppo interessati. Questo era anche una delle ragioni per cui il variegato mondo della destra evangelica, i Bush li ha sempre più o meno odiati, perché li ha sempre considerati diciamo più degli opportunisti sotto certi aspetti, cioè era gente interessata alla politica che non andava tanto alle questioni eticamente sensibili. Addirittura si dice che Bush padre, nonostante poi in campagna elettorale avesse negato nell'88, ma che Bush padre in realtà privatamente fosse pro aborto, addirittura si racconta questo. Sicuramente sua moglie Barbara sì, lui si dice non è esattamente chiaro, anche se poi cambiò in corso d'opera, e quindi si arriva poi ovviamente alla presidenza attuale, alla presidenza di Donald Trump, che anche lui ha avuto, diciamo, i suoi ripensamenti e le sue evoluzioni sulla tematica dell'interruzione di gravidanza. Trump, quando era imprenditore, tra l'altro un imprenditore non del tutto estraneo negli anni 80 e 90 al mondo liberal newyorkese, Trump si era sempre detto non proprio filabortista, ma come vi dicevo prima, pro-choice, come dicono in America, quindi favorevole alla scelta. E tra l'altro Trump aveva, questo diversi anni fa, ben prima di candidarsi alla Casa Bianca nel giugno del 2015, Trump aveva anche sostenuto parzialmente quella onlus americana molto controversa proprio in tema di aborto, che è acerrima nemica del Partito Repubblicano, la Planned Parenthood, e quindi diciamo Trump ha cambiato poi la linea quando si è candidato nel 2015, tant'è che, se ricordate, durante soprattutto i primi mesi di campagna elettorale, ma in realtà poi per tutta la campagna elettorale, gli altri repubblicani durante le primarie, i suoi rivali, soprattutto quelli più a destra, lo accusarono a più riprese, Trump, di essere un voltagabbana, di essere uno che in realtà in passato era stato abortista e che era diventato anti-abortista solo per
solo per convenienza. Trump, per mettere a tacere queste critiche, in campagna elettorale stupì tutti con una mossa inedita, cioè disse, proprio per garantirsi il voto di quelle frange elettorali, disse che avrebbe presentato già in campagna elettorale una rosa di nomi di giudici sicuramente dichiara fede anti-abortista. Ripeto, è una mossa inedita perché nessun candidato, neanche Reagan, in campagna elettorale aveva mai fatto una cosa di questo genere, cioè assicurare già in campagna elettorale di nominare giudici di un determinato orientamento e addirittura di presentare una lista di nomi papabili. Quella fu una mossa, ripeto, inedita, ma a suo modo molto intelligente, perché permise a Trump di, come dire, di accattivarsi le simpatie del mondo conservatore americano, che all'inizio, se ben ricordate, non amava troppo questo presidente perché non riusciva bene a decifrarlo. Molti ancora nel 2015 e nei primi mesi del 2016 in America consideravano Trump una sorta di democratico camuffato, non erano, questo dovrebbe essere sottolineato soprattutto per quegli analisti che considerano Trump un presidente di estrema destra, insomma, o addirittura un radicale fascista. Le cose non stanno esattamente così. Quindi, voglio dire, Trump si è schierato in modo molto netto contro l'aborto a partire da allora, e questo lo si è capito anche durante i primissimi giorni di presidenza, anche perché poi il suo stesso vice, Mike Pence, è a sua volta, insomma, un politico storicamente noto per le sue battaglie contro l'aborto. Abbiamo qualche minuto di pausa e riprendiamo a brevissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento dedicato alla politica americana. Questa sera stiamo cercando di analizzare, partendo dai fatti di cronaca, cioè dalla recente legge approvata dallo Stato dell'Alabama per restringere appunto la pratica abortiva, cercando appunto di fare un discorso più generale per inserire questo fatto all'interno del dibattito storico che appunto negli Stati Uniti ha luogo su questo tema delicatissimo. Se volete intervenire, il numero da fare è 0266 20 3529. Quindi dicevamo, Donald Trump sotto questo aspetto ha sempre portato avanti, dopo 2 anni e qualcosa di presidenza, una linea molto netta, e non lo ha fatto soltanto in termini di provvedimenti estemporanei di sostegno a iniziative legislative repubblicane e quant'altro, ma esattamente come Reagan negli anni '80, lo vedevamo poco fa, Trump sta cercando di intervenire sulla Corte Suprema, perché ricordiamolo, nonostante l'impegno di Reagan negli anni '80 e qualcosa Bush figlio nei primi anni 2000, in realtà non ci sono stati, come dire, grossi avanzamenti nel tentativo di ribaltare la Roe versus Wade, perché quella sentenza continua ad essere in piedi. Quindi questo è il grande cruccio del mondo repubblicano americano, che invece, come vi dicevo, vorrebbe smantellarla. Poi è ovvio che a livello dei singoli stati stessi, come il caso dell'Alabama per esempio, cercano di muoversi chi più e chi meno dentro questo contesto. Nel caso specifico dell'Alabama lo abbiamo visto, probabilmente è una legge, lo dice la stessa governatrice repubblicana, che risulta appunto inapplicabile, però ci sono stati, ad esempio, 16 differenti stati americani hanno approvato, stanno attualmente discutendo, quella che in America chiamano la legge sul battito cardiaco, cioè per vietare l'aborto su feti rispetto a cui il battito cardiaco risulta rilevabile. E quindi anche quella è una restrizione che però avviene all'interno della Roe versus Wade in questo momento, e questo tipo di legge è, dicevo, stata discussa in 16 stati, approvata per ora in 4, ma si tende in qualche modo ad aumentare il numero degli stati coinvolti, tant'è che i democratici stanno protestando molto perché dicono che sia, diciamo, frutto anche della spinta politica e di pensiero di questo presidente, appunto Trump. Detto questo, però, Trump, come Reagan, è consapevole che è sulla Corte Suprema che bisogna agire, e non a caso l'attuale presidente fino ad oggi, come sapete, ha nominato 2 giudici alla Corte Suprema, Neil Gorsuch nel 2017 e Brett Kavanaugh l'altro anno, ricorderete, a settembre del 2018, o meglio fu nominato prima, ma la ratifica della sua nomina venne discussa nel settembre. Il giudice della Corte Suprema in America viene nominato dal presidente degli Stati Uniti, ma poi la nomina va ratificata da parte del Senato, del solo Senato, non del Congresso tutto. E difatti, se ricordate le audizioni al Senato che ci furono per entrambi i giudici, la questione della Roe versus Wade, cioè della sentenza della Corte Suprema del 73 che rende legale
legale l'aborto negli Stati Uniti sotto determinate regole, ma lo rende legale, fu in qualche modo uno dei temi che vennero affrontati proprio nel fuoco di fila, a cui questi giudici nominati, giudici in pectore potremmo dire sotto certi aspetti, dovettero subire da parte dei senatori democratici. In particolare ricorderete le audizioni di Kavanaugh, cioè dell'ultimo giudice nel 2018, furono audizioni anche molto drammatiche, perché poi andarono ben al di là delle questioni, come dire, politico-filosofiche sull'interpretazione della Costituzione, sullo stesso aborto, ma arrivarono ad attacchi politici in senso stretto, personali e quant'altro. Quindi Trump sta cercando in qualche modo di mutare gli equilibri della Corte Suprema, tanto che ci si chiede, ma se questa legge dell'Alabama, come sostiene la governatrice dello Stato, risulta veramente alla fine essere inapplicabile perché è stata approvata, e lì ci possono essere varie interpretazioni. Ci può essere un fatto di simbolo politico da parte del mondo conservatore, ripeto che comunque è stata approvata a maggioranza schiacciante nel Senato dell'Alabama, 25-6, ma ci può anche essere la volontà di innescare nuovamente un dibattito per arrivare a proporre un caso alla Corte Suprema, un caso che un domani, questa è la speranza di molti, possa per l'appunto far sì che la Roe vs. Wade venga ribaltata, venga smantellata, ed è probabilmente in quest'ottica che questa legge dell'Alabama è passata, anche perché sono già stati presentati dai democratici una valanga di ricorsi, per cui i ricorsi saranno talmente tanti che con ogni probabilità questo caso alla Corte Suprema, non so quando, ma nel giro di alcuni mesi, prima o poi ci arriverà. Quindi è possibile che si tratti di un modo per arrivare alla resa dei conti in Corte Suprema, e questo è un dato molto interessante, perché come vi dicevo nella prima parte della trasmissione, il tema dell'aborto non è un tema che si gioca granché al Congresso. Questo sia in termini generali che in termini specifici, contingenti. Oggi, voi lo sapete, il Congresso attuale negli Stati Uniti è spaccato in due. C'è la Camera dei rappresentanti che è in mano ai democratici e il Senato che è in mano ai repubblicani. Quindi qualsiasi eventuale iniziativa legislativa antiabortista verrebbe a naufragare a causa dell'opposizione dei democratici alla Camera, senza poi dimenticare un ulteriore elemento, che sulla questione dell'aborto i repubblicani al loro interno non sono poi così compatti, perché sono a loro volta, diciamo, distinti. In realtà c'è anche qualche democratico dall'altra parte che non è abortista, però sicuramente le distinzioni maggiori si ravvisano nel campo repubblicano. Ci sono infatti i conservatori duri e puri, che sono appunto fortemente antiabortisti. Poi ci sono i repubblicani centristi, quelli che dicono beh sì, no, non si capisce bene, lo attaccano l'aborto, lo ammettono sotto alcuni aspetti, sono più, come dire, caratterizzati, le loro posizioni sono più caratterizzate da maggiori sfumature. E poi c'è anche una corrente, invero abbastanza piccola, non è proprio una corrente, diciamo in casi individuali, di repubblicani che in passato o attualmente sono ancora filoabortisti. Sono rari, ma ci sono. Faccio un esempio: nel 2008 alle primarie repubblicane del 2008 si candidò, ricorderete, l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, che tra l'altro all'epoca era popolarissimo. Rudolph Giuliani è un tipico caso di repubblicano eretico, di repubblicano che su alcune questioni, soprattutto quelle eticamente sensibili, non va d'accordo col suo partito. E in quell'occasione, tra il 2007 e il 2008, cioè nel piano delle primarie repubblicane di allora, la destra evangelica lo
attaccò e alla fine boicottò la sua candidatura, infatti lui fu costretto a ritirarsi proprio per questa ragione, perché sulle tematiche come l'aborto non era considerato in linea con il Partito Repubblicano, con i valori conservatori alla Ronald Reagan. Un altro caso parzialmente simile è quello dell'ormai defunto senatore dell'Arizona John McCain, che vinse quelle primarie del 2008, quelle repubblicane, anche se poi alla Casa Bianca non ci arrivò. McCain era un altro cosiddetto maverick. Maverick è un termine che viene usato in America per identificare il candidato di un partito ma che è eccentrico rispetto alle posizioni del partito cui teoricamente dovrebbe appartenere. McCain in passato sulle questioni eticamente sensibili era stato molto su posizioni liberal, cosa che gli venne rimproverata guarda caso in campagna elettorale quell'anno, e non a caso i conservatori, gli evangelici soprattutto, boicottarono anche lui e difatti perse abbastanza malamente contro Barack Obama. Non fu quella solo la causa, ma sicuramente ci mise del suo. Quindi vedete che nel Partito Repubblicano americano la situazione è molto più complessa e molto più articolata. Tutto questo per dirvi che alla fine la questione dell'aborto si gioca alla Corte Suprema. E allora ecco, veniamo proprio alla Corte Suprema, al funzionamento interno della Corte Suprema, perché ecco, sovente si ascolta anche nei nostri telegiornali italiani che questa Corte Suprema sarebbe ormai, a causa di Trump, sarebbe ormai una corte di fascisti, totalmente a destra, appunto quasi di pazzoidi, in vena di emettere sentenze retrive e retrograde. Insomma, le cose non stanno esattamente così. Come vi dicevo poco fa, già è molto banalizzante dividere la Corte Suprema in destra e sinistra. Ha un suo fondamento questa distinzione, ma non coglie la complessità di quest'organo, che è un organo fondamentale dai tempi dell'Ottocento, dal primo Ottocento, dai tempi del giudice John Marshall, che rese la Corte Suprema un'istituzione centrale, con buona pace dell'allora presidente Jefferson, che odiava Marshall. La definì centrale perché la Corte Suprema svolge, per semplificare molto, quelle due funzioni che in Italia sono svolte e dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Quindi la Corte Suprema americana deve, tra le altre cose, anche occuparsi, si chiama judicial review, cioè deve occuparsi della conformità delle leggi federali alla Costituzione degli Stati Uniti, altrimenti le leggi sono cassate in quanto costituzionali. Ebbene, all'interno della Corte Suprema, ma non da oggi, da decenni, almeno dagli anni 50 a oggi, si fronteggiano due scuole di pensiero differenti, che possiamo definire destra e sinistra, ma ripeto, è una cosa molto più complessa. E chiama in causa, anche nel problema dell'aborto, soprattutto nel problema dell'aborto, come i giudici, come queste correnti interpretano la Costituzione. Da una parte ci sono i giudici che sono orientati in senso storicista e progressista, i giudici appunto più legati al Partito Democratico. Questi giudici dicono che la Costituzione è qualcosa di vivente, quindi deve essere applicata in base allo spirito dei tempi, all'evoluzione dei tempi, e che quindi non si può in qualche modo cristallizzarla nel passato. E questi sono i giudici tendenzialmente favorevoli, per dirvi, alla pratica abortiva, favorevoli alla Roe versus Wade. Dall'altra parte ci sono invece i giudici definiti conservatori, il cui termine, definizione tecnica, sarebbe in realtà quella di originalisti. Si parla di originalismo negli Stati Uniti, cioè sono quelli che dicono no, la Costituzione non va interpretata in base allo spirito dei tempi, ma va interpretata in base a quelli che sono i suoi principi filosofici e giuridici originari, da ravvisare, da ritrovare nel momento in cui vennero scritti. Perché dicono loro, che a prima vista dice questa posizione sembra assurda, a prima vista dice questi sono appunto dei retrogradi che non capiscono. In realtà c'è un senso in questa posizione
posizione, cioè l'originalista dice: se io comincio ad interpretare la Costituzione in base allo spirito del tempo, il ruolo di garanzia che la Costituzione mi dà rispetto allo strapotere dello Stato e del mondo politico viene meno, perché in base a tutto quello che lo Stato propone e tutto quello che la politica viene in qualche modo a produrre nello scorrere dei decenni, e allora la Costituzione viene in qualche modo a conformarsi a questa realtà e mi perde il senso ultimo, che è quello di essere un baluardo, di essere un parametro rispetto a cui poi ovviamente bisogna giudicare se una legge è giusta, una legge è sbagliata, o se è conforme o meno a quelli che sono i principi fondanti della Costituzione stessa. Questo è il grande punto, anche perché l'originalista aggiunge un ulteriore elemento, un'ulteriore argomentazione. Nella concezione progressista il giudice in un certo qual modo diventa legislatore, perché arrogandosi il diritto di interpretare la legge in base al mutare dei tempi, fa intervenire in qualche modo all'interno dell'interpretazione stessa la sua volontà, laddove l'originalista dice no, il giudice non può essere legislatore perché il potere legislativo appartiene al Congresso e non certo alla Corte Suprema. Detto questo, poi non è che nell'originalismo su una stessa situazione, uno stesso caso, tutti i giudici originalisti la pensino nello stesso modo, per carità, perché poi ci sono delle divergenze, è un metodo che questi appunto sostanzialmente si trovano a proporre, e quindi di solito giudici originalisti, come era il giudice Scalia di cui parlavamo prima, come è il giudice Gorsuch recentemente nominato da Trump nel 2017, e com'è il giudice Kavanaugh, di solito questi sono giudici, come dire, tendenzialmente anti-abortisti, ma non è neanche detto che questo poi accada sempre. Ora, per sfatare il mito della Corte Costituzionale spostata completamente a destra, dobbiamo ravvisare che all'interno della Corte ci sono 9 giudici. Attualmente 4 sono giudici di nomina democratica, di nomina precedente democratica, 4 sono giudici di nomina, 5 sono giudici di nomina conservatrice, quindi giudici nominati o da Trump o da Bush. Detto questo, il giudice capo, che è John Roberts, fu nominato da Bush, se non ricordo male, nel 2006 o 2005-2006, vado a memoria, comunque giù di lì. John Roberts è sì un giudice, come dire, di nomina repubblicana, nominato appunto da Bush figlio, ma non può essere definito un originalista, non può essere definito un conservatore. Roberts è stato un giudice che in passato ha spesso anche emesso delle sentenze, votate a favore di sentenze filodemocratiche, come quando votò a favore della riforma sanitaria di Obama, l'Obamacare, quando i repubblicani la impugnarono proprio alla Corte Suprema, perché ricordate sempre che il fatto che un giudice sia nominato dal presidente americano, dal presidente degli Stati Uniti, non implica che poi il giudice per forza di cose automaticamente emetta sentenze favorevoli al presidente. Questo è l'auspicio del presidente, ma i giudici per Costituzione godono di 2, diciamo, privilegi, sono appunto l'inamovibilità, cioè non possono essere cacciati se non per impeachment, e poi l'intangibilità del trattamento economico, quindi nessuno può toccare gli stipendi. Attraverso questi 2 elementi i giudici mantengono, almeno ufficialmente, un'autonomia, e quindi sovente accade che magari un giudice nominato da un repubblicano emette una sentenza favorevole a un tema democratico o viceversa. Non è così, come dire, ecco perché vi dicevo la distinzione dicotomica destra-sinistra, la Corte Suprema lascia abbastanza il tempo che trova, tant'è che se la Roe versus Wade, la sentenza di cui parlavamo prima sull'aborto del 73, arrivasse alla Corte Suprema
con questa Corte Suprema, cioè con l'attuale composizione, non è assolutamente certo che l'orientamento anti-abortista possa prevalere, perché la situazione che c'è in questo momento esatto è di totale equilibrio, visto che il giudice capo Roberts, risulta molto centrista sotto questo aspetto, e quindi è un profilo che non tende a schierarsi in modo troppo netto sulle questioni. E se andiamo a vedere le sentenze che ha emesso in passato, da quando è in carica, sono sentenze, diciamo, che una volta vanno un po' a destra e una volta vanno un po' a sinistra, ma non c'è, come dire, uno schierarsi troppo netto e troppo forte. Quindi vedremo quale sarà il futuro di questa legge dell'Alabama. Ribadiamo, c'è questo forte conflitto ideologico dentro gli Stati Uniti, c'è questo fortissimo dibattito, e questa legge viene criticata a più riprese, appunto, come una legge totalmente retriva, soprattutto da parte del Partito Democratico. Sicuramente una legge molto restrittiva, si capiscono anche alcune perplessità. Detto questo, va però, a onor del vero, va anche, diciamo così, messo in evidenza l'altra faccia della medaglia, perché se in alcune attività legislative, soprattutto a livello dei singoli stati, i repubblicani talvolta magari sembrano eccedere in termini restrittivi, dall'altra i democratici spesso e volentieri eccedono dall'altra parte. Voglio solo ricordare che a fine febbraio del 2019, quindi pochissimi mesi fa, i democratici sono riusciti a bloccare al Senato, dove non avevano tra l'altro la maggioranza, non ce la dovrebbero avere, sono riusciti a bloccare al Senato un disegno di legge presentato dai repubblicani che mirava a tutelare i bambini nati vivi sopravvissuti a un aborto. Questo fatto ha fatto sì che i repubblicani e lo stesso Trump abbiano accusato il Partito Democratico di essere il partito a favore dell'infanticidio. I democratici sono rimasti abbastanza spiazzati, perché sono spaccati in due: i centristi, che insomma non è che fossero proprio favorevoli a bloccare quell'iniziativa, invece i radicali, la sinistra, che era totalmente contraria, e hanno provato a replicare dicendo: ma no, quella era una legge, era un provvedimento ideologico, perché i bambini nati vivi dall'aborto in realtà sono già tutelati da altre leggi. In parte questo è vero, ci sono altre normative che li tutelano. La domanda che tuttavia da un punto di vista di filologico sorge spontanea è: mettiamo anche caso che quel provvedimento fosse un provvedimento pleonastico, non significa che però fosse sbagliato, e quindi l'opposizione, lascia un po' il tempo che trova, quantomeno in termini di principio. Poi si capisce benissimo in termini di equilibri interni al Partito Democratico. Lo ripetiamo sovente in questa trasmissione: il Partito Democratico americano è in piena guerra civile, ha dentro di sé ha tutto il contrario di tutto, e quindi è ovvio che la leadership del Partito Democratico stesso, a partire dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, ma non solo lei, c'è anche la leadership del Senato, devono tenere insieme le correnti moderate e quelle radicali. E quindi se il Partito Democratico vota un provvedimento più filo abortista, si arrabbiano moderati; se ne vota uno più anti-abortista, si arrabbia la sinistra. E quindi capite bene che è un grande pasticcio sotto questo aspetto. La tematica dell'aborto poi è dirompente, perché chiama in causa anche una certa passione ideologica nella discussione, ma non è solo quella che sta dividendo in modo profondissimo la compagine dei democratici. È un problema che i democratici avranno sempre di più nei prossimi mesi, con l'approssimarsi della campagna elettorale. Io per questa sera vi saluto Roberto alla regia, e lascio la parola dopo di me a Pierluigi Pellegrin. Una buona serata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato
Come Back.